Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Seconda prova a Tolmezzo del Trofeo Modena. Dopo l'apertura di Maiano della scorsa settimana, la carovana della Libertas sale a quello che è ritenuto il centro più importante della Carnia, tanto da considerarlo il capoluogo. Dichiarata città alpina dell'anno 2017, la Tolmezzo Sportiva è ripartita dallo stadio Ivo d'Orlando con questo prestigioso trofeo di atletica che la locale Libertas, 55 anni di storia alle spalle, totalmente dedicati ai giovani e ai ragazzi carnici che si avvicinano a questa disciplina, ha impeccabilmente organizzato. E poco importa se un vento capriccioso ha condizionato le prestazioni tecniche dei 300 atleti che hanno animato il lungo pomeriggio di gare. Si rifaranno presto perché le occasioni, Covid permettendo, non mancheranno. Sentiamo il pensiero del sindaco Francesco Brollo e della vice Fabiola De Martino. È una meravigliosa giornata di sport qui a Tolmezzo per il Trofeo Modena, è una ripartenza, è un momento straordinario e io ci tengo a condividere un messaggio che se oggi qui ci sono 300 tra ragazze e ragazzi che possono fare sport è perché qualcuno gratuitamente, mettendoci la propria passione, il proprio tempo, ha consentito di allestire questo trofeo. E alludo al splendido volontariato della Libertas Tolmezzo che in un momento come questo raddoppia il significato di dare il proprio tempo agli altri. Pensate che tutte le norme di prevenzione per il Covid, il filtraggio interno, cioè oggi ci sono delle persone che stanno qui ore, come anche in altre occasioni, per permettere ai nostri ragazzi di fare sport e penso che questo sia un segnale straordinario in un momento in cui abbiamo bisogno di tanta fiducia e abbiamo bisogno di esempi positivi. Ecco, detto questo possiamo concentrarci sul valore sportivo perché una delle difficoltà che dobbiamo superare è appunto riabituare i nostri ragazzi a fare sport e qui devo dire con la Libertas Tolmezzo anche durante il periodo della pandemia sport si è continuato a fare, ovviamente con tutti i limiti e giustamente oggi si cominciano a raccogliere i risultati, quindi viva lo sport, viva l'atletica leggera, viva la Libertas Tolmezzo e viva questa bellissima giornata che sta tenendo e ci sta regalando grossissime emozioni. Bene, siamo molto contenti oggi di riprendere un po' questo desiderio di normalità in questa bellissima giornata. Oggi è stato organizzato con il solito successo dalla società Libertas il trofeo Luigi Modena. Anche questa edizione ha circa 300 ragazzi a gareggiare, quindi un po' di vita, un po' di gioventù, un po' di sport, un po' di aria aperta che sarà banale dirlo ma è la verità, è proprio quello che ci mancava e quindi anche noi come amministrazione di Tolmezzo ci siamo perché vogliamo assolutamente celebrare un po' la vita, ecco, e questa ripresa e ringraziare ovviamente tutti gli organizzatori perché come sempre c'è un grande lavoro dietro e quindi grazie a tutti e insomma speriamo che presto possano esserci altri appuntamenti simili. Si era cominciato bene con un'interessante gara di martello per tutte le categorie, con gli junior Alessandro Feruglio e Davide Vattolo, Malignani Libertas, rispettivamente a 65,29 e 62,80 metri e Ivan Urlini finalmente oltre i 50 metri, 50,27. Oltre all'allievo Eric Tavano a 61,92. Nell'allieve Laura Lazzarato è ancora vincente con 57,66 e progrediscono Rachele Dentesani e Beatrice Cristante con 42,31 e 39,17, mentre la Salis rimane sui suoi standard 40 metri e 31. In progresso è il cadetto Tommaso Pozzato, 42,81, e segni di risveglio nelle cadette. Nicoletti 22,34, Gergolet 22,28 e Pecar 20,16. Alex Melchior del Malignani Libertas azzecca l'unico momento con vento regolare e vince gli 80 cadetti in 9,79, mentre le sue colleghe viaggiano quasi sempre tra i 3 e i 4 metri secondo di vento a favore e i loro risultati sono inficiati, come il 10,51 di Sara Pezzetta, 10,53 di Alice Dalla Marta e il 10,56 di Linda Virgilio. Ricordiamo il 27,51 di Alberto Morassi nel disco,
disco, il 4 minuti 1,55 di Carlotta De Carne, il 1200, il 10,29 di Alice Dalla Marta nel triplo e il 22,71 della Tambosco nel disco. Nei ragazzi da citare l'11,19 di Giuliano Di Nuzzo del peso, l'8 secondi e 44 della Cadic nei 60 e il 10,84 metri di peso di Silvia Della Bianca. Il livello, fatte salve le debite eccezioni, è ancora basso, specialmente nella categoria ragazzi-ragazze, causa le soste forzate, ma attualmente a ogni gara ci sono un gran numero di partecipanti e questo è confortante. Premiazioni al cospetto dei massimi rappresentanti comunali, il sindaco Francesco Brollo e la sua vice Fabiola De Martino, con l'assessore allo sport Francesco Martini e poi i vertici della FIDAL con il presidente regionale Massimo Di Giorgio e quello provinciale Massimo Patriarca e il vicepresidente del comitato provinciale Libertas Urinese Venanzio Ortis. Sentiamo quello che ha detto Francesco Martini, che è anche il presidente della Libertas locale, ai nostri microfoni. Il trofeo Gigi Modena è una tradizione per Tolmezzo, ricordare la figura del grande dirigente della Libertas e del centro provinciale Libertas, Gigi Modena, che tanto ha dato all'atletica leggera e allo sport in generale in Friuli. Noi lo vogliamo ricordare con questa manifestazione di atletica leggera giovanile, una manifestazione che ha sempre dato ottimi risultati, sia sotto il profilo tecnico. Ricordo che 3 anni fa qui il giavellotista Fina ha stabilito il record del lancio del giavellotto, record che tuttora è imbattuto, ma anche come numeri. E, come diceva prima il sindaco della Libertas Tolmezzo, non si è mai fermata, non ha fatto atletica, però è stata vicina ai propri giovani, gli ha dato la possibilità di muoversi, gli ha dato la possibilità di staccarsi un po' dai telefonini e di tutte quelle altre cose che non fanno benissimo alla salute, e dunque siamo stati sul territorio, vicino ai giovani, vicino ai ragazzi, e questa è la nostra mission. Se poi riusciamo anche a fare dei risultati tecnici, allora diciamo che la nostra presenza ha un valore completo. Io voglio ringraziare tutti, io parlo come assessore allo sport del Comune Tolmezzo, però so l'impegno che ci mettono i volontari della Libertas Tolmezzo. Sono 2 giorni che sono qui, perché il bellissimo campo che vediamo oggi, qualcuno deve averlo attrezzato. E questi qua sono i volontari della Libertas, ai quali va il mio più ampio, completo, totale ringraziamento e riconoscenza, in particolare, e ci tengo a dirlo, alla segretaria della Libertas Angela Longo, che è stata la vera regista di questo che mi pare sia un successo. E dunque grazie a tutti, grazie anche a Telefriuli che ci segue, che dà la possibilità di darci una vetrina per presentare quello che stiamo facendo a favore dello sport, a favore dei giovani, a favore del territorio. Magrite ha archiviato la 14ª edizione con un bilancio davvero positivo. La manifestazione organizzata a Cordenons dalla SD Triathlon Team ha visto la partecipazione di più di 400 atleti. Nella 100 km il primo è stato Mattia Malusa della SD 0 di più, che ha concluso la sua performance in 9 ore 5,47. Lo hanno seguito Ivan Cudin, 10 ore 41,31 e Laiet Mani dell'Atletica Monfalcone in 11 ore 1 minuto 29. Tra le donne ha vinto Lorena Brusamento in 10 ore 44,42. Al secondo posto Lorena Piastra in 12 ore 49,39. Terza classificata Tiziana Michelizza in 14 ore 31,56. Per quanto riguarda la 50+50, gara valevole come campionato Utah Ultra Trail, vittoria di Alessandro Fortini e Stefano Pagliari, 9 ore 15 minuti e 18, secondi classificati Giovanni Mastroangelo e Giovanni Iommi in 9 ore 30 e 44 e terzo posto per Marco Venier e Pietro Toffoli, 10 ore 1 minuto netti. Successo tra le coppie miste di Tamara Severnini e Lorenzo Degani in 11 ore 13 e 5, seguita da Ivan Furlan e Sonia Furlan in 13 ore 39 e 33. La pluricampionessa Monica Casiraghi e Federica Vernò, l'unica coppia femminile, hanno tagliato il traguardo
traguardo dopo 11 ore 51 e 15 di corsa. I vincitori della 30 km sono stati Marco Ferrante, 2 ore 18 e 59, e Lucrezia Salvi, 3 ore 7 minuti e 58. E ora le altre notizie curate da Greta Iuri. Si avvicina a grandi passi anche l'appuntamento lignanese con il 32esimo meeting internazionale Sport e Solidarietà. E in attesa dell'evento serale, sabato 3 luglio dalle 14 alle 16, al villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, si terrà un convegno dal titolo Analisi della prestazione sportiva e nuovi metodi di allenamento nell'atletica leggera. L'introduzione è affidata al dottor Stefano Scaini, direttore sportivo del meeting di Lignano, e al professor Stefano Lazzer, coordinatore del corso di Scienze Motorie e Scienza dello Sport dell'Università di Udine, che farà anche da moderatore. Il convegno, articolato in 5 parti, toccherà diverse tematiche che saranno illustrate dai dottori Nicola Giovanelli, Università di Udine, Alberto Botter, Benetton Rugby, Umberto Pegoraro, Federica Gonnelli, Università di Udine, e Leonardo De Florio. Per partecipare all'evento, che è gratuito, è obbligatorio iscriversi sul sito www.meetinglignano.com, che vedete in sovraimpressione. Il convegno potrà essere seguito in streaming sempre sul sito del meeting. Primo giro podistico della Val Meduna. L'Atletica San Martino, in collaborazione con la Polisportiva Val Meduna, il Comune di Meduno e la Regione FVG, organizza domenica 11 luglio il primo giro podistico della Val Meduna, gara nazionale di corsa su strada su percorso certificato di 5 e 10 km. La gara è valida anche come quarta prova della 34esima edizione di Coppa Provincia di Pordenone 2021. Ecco il programma. Alle 8 ritrovo giurie e concorrenti in via Monteli, Meduno, Pordenone, di fronte alla sede della Roncadin. Alle 9 partenza di tutte le categorie femminili, 5 km, un giro. Alle 9:45 partenza di tutte le categorie maschili, 10 km, 2 giri. Il delegato tecnico ha facoltà di variare l'orario o modificare la composizione delle partenze per esigenze organizzative, in base al numero dei partecipanti. Tutte le informazioni le potete trovare sui siti che vedete in sovraimpressione. Chiudiamo l'odierna puntata segnalandovi la 6ª Marcia Internazionale Sapori in Collina, camminata ludico-motoria della FIASP aperta a tutti, in programma a Cimano di San Daniele del Friuli, domenica 27 giugno, con l'organizzazione del gruppo Marciatori Aquile Bianconere. Apertura iscrizioni dalle 7:30 e partenze libere dalle ore 8 alle ore 10 dall'area festeggiamenti di Cimano su percorsi a scelta di 6, 10 e 16 km. La manifestazione assegnerà al 6º Memorial Ido Pugnale. Un grande nella vita e nello sport, affermano gli organizzatori, che non dimenticheremo mai. Queste erano le ultime notizie dell'odierna puntata. Grazie per la fedele attenzione e arrivederci alla prossima settimana. Bump.